Benvenuti amici di mattoscacco.com, buona Pasqua, ma neanche oggi io vi lascerò stare. Sono qui con un nuovo video in cui vi mostro come ho battuto Carlsen di 5 anni. Non sono andato indietro nel tempo, ma ho semplicemente scaricato la sua app ufficiale che trovate sul Play Store, che vi permette di giocare fino a quando ha tipo 7 anni e mezzo, se non mi sbaglio. Poi se volete sfidarlo nelle età successive dovete fare un upgrade. Allora, subito vi faccio vedere come l'ho annientato. Sì, sto facendo il figo contro un bambino di 5 anni, lo so, va bene, fatemelo fare ragazzi, perché già a 8 anni sono sicuro che le avrei prese. Ho giocato con il nero, lui con il bianco, apre con C4, apertura inglese, mi sta altamente sulle balle perché è un tipo di apertura molto dinamica che si può trasformare in 100 altre aperture. Quindi io nel dubbio rispondo sempre con cavallo F6, un altro tipo di risposta altrettanto dinamica che a sua volta si può trasformare in altre difese. Cavallo F3, E6 e a questo punto se D4 si può andare subito con alfiere B4 oppure si può impostare un sistema tipo semislava che è quello che preferisco io. E4 all'inizio ho detto cavoli, E4 poi fa D3 mi crea un centro forte, poi mi sono reso conto che questo pedone 4 in realtà è in presa, quindi l'ho catturato, cavallo C3, qui mi sono ritirato col cavallo in F6, ho analizzato questa partita con i motori scacchistici e mi davano come mossa migliore quella di cambiare il cavallo, però non me la sono sentita, anche perché dopo un cambio di questo tipo, per esempio anche B per C3, dopo il centro sarebbe stato molto forte per il bianco, quindi ho detto ciao, intanto mi tengo il mio cavalluccio in F6, cavallo B1, una mossa un po' particolare che non ha grande significato, D5, Re in E2, ragazzi stiamo parlando di Carsenino piccolino che aveva imparato a giocare a scacchi e non so da quanto tempo. Io intanto occupo il centro, C5, D4 e adesso ho cambiato su D4 e su alfiere G5 non mi preoccupava in realtà questa inchiodatura, mi sono semplicemente sviluppato con alfiere C5 e niente. Cavallo G1, ritirata del cavallo, anche questa una mossa particolare. H6, H6 per togliere questo alfiere da qui. F4, chiaramente c'è l'alfiere in presa che catturo bellamente, Re in E1 e adesso che mi sentivo abbastanza in vantaggio non volevo giocare preciso, corretto, sviluppa l'altro cavallo, fai l'arrocco, ho detto ciao andiamo alla, all'arrembaggio, alfiere B4 scacco, Re in F2, questo Re in F2 sta proprio bene per un bello scacco di cavallo in E4, Re in F3 e adesso qui c'era la combinazione di matto, bisognava sacrificare il pedone G4, questo sacrificio del pedone G4 permette al bianco di salire ancora in su col re e qui ci sono varie possibilità, o si gioca subito F5 o si dà scacco di donna in H4 o si dà scacco di torre in H4 o si dà scacco di cavallo in F6. Ho scelto per donna in H4 che praticamente il re qui non può andare, 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 qui non può andare. L'unica casa disponibile è la casa in F3, ma che adesso gli togliamo subito grazie a donna F2, quindi il re è costretto a ritornare qui e adesso qui non può andare, 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 qui non può andare. Basta un semplice scacco per dargli il matto e qui c'è lo scacco in F5. Sì, ho vinto in 16 mosse contro Carlsen. Vabbè, dai, era un video assolutamente divertente. Potete allenarvi anche voi a giocare contro di lui. Chiaramente si tratta di un software che cerca di simulare al meglio le sue mosse, il suo repertorio, il suo stile di gioco che è più simile possibile alla realtà. Bene ragazzi, spero che anche questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like, un commento e se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al canale di Matto Scacco perché domani ci vediamo con un altro nuovissimo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!